Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati dal Capannino, la pista Antonio Armeni di Follonica. In questo mercoledì 13 marzo 2024 si gioca l'anticipo della 24esima giornata tra il consorzio Cave Maremmane Follonica e la Veneta Lab Breganze, un match importante ai fini della classifica, soprattutto per il Follonia che vuole mantenere il terzo posto, ma soprattutto del Breganze che cerca punti importanti per poi presentarsi al meglio nei play-out. Una buonasera da Enrico Giovannelli. Questa sera sono da solo perché l'amico Maurizio Ceccarelli aveva un impegno inderogabile, non c'è nemmeno Michele Nannini, anche lui al lavoro, però siamo in compagnia di Andrea Burgio alla telecamera e Leonida Romualdi alla regia. Subito le formazioni, i fischietti di questa sera: due internazionali, Massimiliano Carmazzi e Franco Ferrari di Viareggio, al tavolo l'ausiliario Daniele Moretti di Follonica. Follonica appunto si schiera con una formazione rivoluzionata, poi vi spiegherò meglio, soprattutto per la lunga squalifica rimediata da Francesco Banini. Ma andiamo per ordine: in porta Leo Barozzi, poi Federico Buralli, Davide Banini, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Mattia Polverini, Francesco Margheriti, Fernando Montigel, Claudio Bracali e l'altro portiere Marco Mugnaini. In panchina l'allenatore Sergio Alberto Silva. Risponde il Breganze con il portiere titolare Mattia Verona, la riserva è Giuseppe Tagliapietra, poi Pietro Agostini, Massimo Tatarani, lui un ex, Tommaso Volpe, Facundo Posito, Cristian Costenero, il capitano storico Mattia Fioraso Cocco, Stefano Dal Santo, Ramiro Torres. In panca Roberto Crudeli, che qui ha già giocato e perso allenando il Vercelli, come lo stesso Mattia Verona e lo stesso Massimo Tatarani. Poi alla fine del gioco d'andata il Vercelli si è appunto ritirato e allora i giocatori hanno trovato casa, questi giocatori hanno trovato casa proprio a Breganze e nelle ultime settimane stanno crescendo di qualità, perché pensate, solo sabato scorso vittoria larga nel derby contro il Valdagno, quindi un Breganze in ottima forma. Ma dicevamo appunto di quello che ha fatto parlare per tutta la giornata, la sentenza di primo grado, possiamo dire, ma del giudice sportivo che ha squalificato per un anno, 360 giorni, Francesco Banini. I fatti sono anche difficili da capire nella sua dinamica perché non ci sono al momento immagini, ma verso la fine del primo tempo a Monza Francesco Banini, dopo un tiro in velocità, è passato dietro la porta, ha allargato un po' la sua traiettoria e ha trovato vicino alla pallaustra il portiere, l'arbitro Giorgio Fontana, e lo ha evidentemente colpito. Come detto non ci sono immagini, la pallina era a centropista, quindi dalla parte opposta. Francesco Banini è rimasto lì, ha cercato di aiutare l'arbitro Fontana a rialzarsi. L'arbitro Fontana però, una volta rimessosi in piedi, ha tirato fuori il cartellino rosso e ha espulso l'attaccante del Follonia. Va nelle proteste, non c'è stata nessuna possibilità e oggi, qui in questo mercoledì, è arrivata la sentenza del giudice unico sportivo che ha comminato un anno di squalifica a Francesco Banini. Chiaro che i commenti si stanno sprecando, prendiamo un po' di tempo perché si sta rattoppando la porta, una delle porte del Capannino. Dicevo appunto, i commenti si stanno sprecando, la società con il presidente Franco Ciullini, l'avvocato Franco Ciullini, ha già preannunciato ricorso, staremo a vedere, ma è chiaro che le sensazioni non sono per nulla buone e scontate, anche perché l'arbitro Giorgio Fontana di Milano ha detto che lo avrebbe fatto intenzionalmente, quindi a questo punto è difficile anche
imbastire una difesa. Oltretutto, devo essere sincero, non so se potevano valere anche le immagini televisive, però in questo caso proprio non ci sono, perlomeno fino adesso non ci sono. E dunque, per il resto del campionato, se non succederanno cose particolari, Francesco Banini è fuori dal Follonica. A quanto pare però potrà giocare il return match di World Skate Europe di sabato prossimo a Murces in Portogallo, e già questa è una buona notizia. Follonica però, come detto, ha molte assenze, non ci sono Oscar Bonarelli, non c'è nemmeno Mattia Maldini, quindi insomma 3 assenze di peso. Bonarelli un problema che ha avuto bisogno anche di un ricovero da quanto ho capito, ma ora era qui proprio al Capannino, sicché speriamo probabilmente una sorta di appendicite o di inizio di appendicite. Oscar Bonarelli è un giocatore importante nelle dinamiche del Follonica, e poi anche lo stesso Mattia Maldini, un ginocchio malconcio, tanto eccolo qui inquadrato Francesco Banini. Andrea Burgio è andato a pescarlo proprio nella tribuna laterale, era molto arrabbiato, io ve lo dico, è deluso, non si capacitava. Mi ha confermato che è andato a scusarsi con l'arbitro anche nel dopo partita. L'arbitro però a quanto pare non ha voluto sentire ragioni, e Francesco Banini in panca puniti, ma per un anno, quindi insomma non è una buona notizia per il Follonica. Allora, sembra che la porta sia stata sistemata, c'è adesso appunto la presentazione delle due squadre, come detto agli ordini dell'arbitro Massimiliano Carmazzi e Franco Ferrari di Viareggio e di Daniele Moretti di Follonica. Non so se possiamo rivedere le formazioni, chiedo a Leonida così almeno ci facciamo il quadro. Eccole qui: Follonica, Barozzi, Muralli, Banini, Davide, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Mattia Polverini, questo è uno dei giovani dell'Under e della Serie A2 portati appunto in prima squadra, così come Francesco Margheriti, poi Nando Montigel, lo stesso Claudio Bracali, anche lui figlio di Massimo, allenatore del Castiglione, e Marco Mugnaini. In panchina Sergio Silva. Nel Breganze, come detto, Mattia Verona, il portiere titolare, poi Agostini, Max Tataranni, che ha giocato a Follonica, pensate, nel 2002, 2003 e 2003-2004, poi Volpe, Facundo Posito, Costenaro, Cocco, davvero il veteranissimo Mattia Cocco, che qui al Capannino ha segnato anche dei gol importanti, 40 anni, ma giocatore sempre straordinario, Stefano Dal Santo, Ramiro Torres e l'altro portiere Giuseppe Tagliatrera. Come detto, in panchina Roberto Crudeli. Siamo ai saluti tra le due squadre, poi potrà iniziare il match con qualche minuto di ritardo, ma come detto, insomma, il problema alla porta, c'era un buco, è stato riparato. Le ultime raccomandazioni sia da parte di Sergio Silva, che ha radunato tutta la squadra, dall'altra parte ha fatto la stessa cosa Roberto Crudeli, uno degli Highlander dell'Hockey italiano. Ragazzi, non aveva iniziato bene, Fausto Pozzan, Loris Basso si sono alternati sulla panchina rossonera, poi a metà stagione sostanzialmente è arrivato Roberto Crudeli. La situazione è migliorata decisamente, ma anche con l'arrivo di rinforzi. E stasera in questo anticipo, come detto, il Follonica cerca punti per mantenere il terzo posto in classifica, il Breganze per
aumentare il fiano in cascina. Ricordo che i play out con il Vercelli eliminato si giocheranno con solo le 3 squadre e si porteranno dietro la metà per eccesso dei punti conquistati in stagione. Adesso sì che è tutto pronto. Tataranni sulla pallina. Inizia allora la 24esima giornata, all'anticipo tra Follonica e Breganze, una sfida che è già andata in onda 79 volte fra le due formazioni, 35 vittorie del Follonica, 36 del Breganze e 7 pareggi. All'andata sorpresa, ma poi non così troppa, vittoria del Breganze che liquidò il Follonica 6-2, risultato che fece storcere la bocca, ma serata magica per la formazione veneta, un po' meno per quella maremmana. Subito il tiro di Posito, palla larga all'argentino, 27 anni, 20 gol in campionato. Sfera per Davide Banini, che ha difeso anche su social il fratello. Normalmente Davide non ha peli sulla lingua, è uno abituato però a dire la verità. È chiaro che perdere il fratello per un anno non gli ha fatto certamente piacere, poi staremo a vedere quello che succederà con il ricorso, eventuali discussioni, ma insomma al momento la situazione è questa: Francesco Banini squalificato un anno. Tanto il tiro di Marco Pagnini, va la parata a Verona, a Verona, Forte dei Marmi, Lodi, Scandiano, Bassano, poi Vercelli. Tanto l'arbitro Ferrari vuole far ribattere la punizione. C'è però da asciugare qualche mattonella proprio sotto la postazione del cronometro. Pallina controllata da Montigella, indietro a cercare Federico Pagnini. Ora Banini, Marco Pagnini, cercare ancora Federico, un po' di spazio a destra, tenta di mettere in mezzo al volo Montigel, uno schema perfetto, la pallina di un soffio sopra la traversa. E opera dal Santo, e lui uno dei veterani del Breganze, ha giocato praticamente sempre con i rossoneri, un anno solo nel 19-20 a Trissino, lui storico capitano. Ancora Marco Pagnini, è ancora giovanissimo, 31 anni. Recupera Montigella, il tiro, la parata di Verona, poi Marco Pagnini al volo non ci arriva. Sempre Follonica in attacco, ci prova Davide Banini, para ancora Verona, poi la recupera Facundo Posito. Ex UVT e Banco Ispano, poi è arrivato a Breganze, è andato in Francia alla Vendenne, poi Roller al Cutras, giocato anche a Montecchio prima di tornare appunto a Breganze. Tanto in panchina si arrabbia subito Roberto Crudeli. Tataranni, il tocco di Barozzi, ma è andato a colpire la pallina fuori dall'area di rigore. Dunque la rimessa in gioco sempre per il Breganze. Ancora Max Tataranni, il fallo lo ha commesso Montigella. Subito però la pallina recuperata dal Follonica, Davide Banini, gol! Si sblocca la partita!
del Breganze. Fede Pagnini per Davide Banini, davanti a Verona, non sbaglia. 1-0. Gol dopo 3 minuti e 22 secondi, lo rivediamo, l'intercetto di Fede Pagnini, l'assist per Davide. Qui Verona poteva fare davvero poco. Davide Banini aveva segnato anche uno dei 2 gol dell'andata, l'altro per l'appunto Francesco Banini, mentre Posito aveva fatto tripletta, Cocco doppietta e gol anche per Dal Santo. Montigella, lo scarico bloccato da Tataranni. Max Tataranni, anche lui è uno degli Highlander, come è stato Crudeli del nostro campionato. 45 anni, 16 gol, 8 li ha segnati a Vercelli, 8 a Breganze. Ha giocato praticamente in tutta Italia, Matera, Scandiano, Novara, Prato, come detto a Follonica 2 stagioni, poi Bassano, ancora Prato, Trissino, Valdagno, Lodi, ancora Valdagno, Bassano, Valdagno, Scandiano, Montebello e Vercelli. Se non ho saltate nessuna, queste tutte le squadre di Max Tataranni, oltre a essere stato uno degli autori importanti, uno dei protagonisti importanti della nazionale italiana, che ha vinto anche l'ultimo europeo, caratterizzato poi anche da un arresto. Fu una storia incredibile. Intanto Marco Pagnini, pericolo in area, al tiro, la palla fuori. Una notte in cella per Max Tataranni, tra le proteste anche del consolato italiano Alcobendas. Ancora la conclusione di Davide Banini, la risposta di Mattia Verona. Prova adesso Ramiro Yahvé Torres, anche lui argentino di 22 anni, ex Leonardo Murialdo, poi è arrivato a Breganze nelle ultime 3 stagioni. Tocco di Marco Pagnini, si lamenta la panchina del Breganze, volevano magari una sanzione in più, non so se possiamo rivedere. Perfetta come sempre la regia, ecco qui Posito che va, non è che avessero tutti i torti, il tocco è stato sulle gambe da parte di Marco Pagnini, ma insomma sicuramente cercava la pallina, non l'ha trovata. Ora Dal Santo, cercare Posito, pallina per Torres, ma anche al tiro Torres, sfera larga, poi erano finiti 45 secondi, palla non è stata colpita, intercettata dal portiere, quindi possesso del Follonica. Panini, Fede Pagnini, Montigel, se ne sono andati i primi 6 minuti, 1-0, vantaggio Maremmano. Il gol di Dadda Banini dopo 3:20. Ci riprova ancora Banini, palla alta, gli arbitri fanno proseguire. Sempre Davide Banini dietro la porta, cerca di liberarsi Montigel, riceve, va al tiro, lì c'è Verona. Poi nell'angolo Dal Santo, in qualche modo si libera dell'avversario, insomma battuta, arriva Marco Pagnini. Dal Santo però entro 10 secondi non ha portato la sfera oltre la metà campo e dunque possesso al Follonica. Fede Pagnini e Banini sulla pallina, manovra ancora la formazione di Silva. Marco al volo per Davide Banini che colpisce, ma pallina larga. Allora Torres a spazio, la conclusione, la parata di Barozzi, una botta dagli 8 metri. Ancora Torres e ancora Barozzi, si esalta il portiere del Follonica, mentre
chiede l'intervento del direttore di gara, probabilmente Barozzi colpito sulla maschera. Ha bisogno di una sistemata. Lo rivediamo qui l'azione. Questa è l'ultima parata di Leo Barozzi. Una sorta di time out. Non so se possiamo rivedere il gol a questo punto. Basta chiedere, mi fa segno Leonardo Romualdi. Eccolo qui l'intercetto di Fede Pagnini, lancia in avanti a cercare Davide Panini. Rigore in movimento e pallina a fil di palo alle spalle di Verona. Fede Pagnini per Davide Panini. Ora Marco. Ancora Davide Panini in area per Montigel. Il tocco di Verona, sempre Follonica, mentre gli Ultras, che adesso sono i Randagima, la costola che proviene dagli Eagles, stanno cantando a squarciagola. Prova il tiro Tataranni, era diventato un assist per Posito. Poi la conclusione ancora di Tataranni, la parata, anzi la respinta di Montigel. Recupera Marco Pagnini, davvero in ottima forma il numero 9 del Follonica, per sempre Golden Boy. Davide Panini tenta un assist al centro, bloccato, recupera Tataranni, va il Tata, visto la coda dell'occhio Posito ma intercettato. Allora Montigel, Davide Panini in velocità per Marco Pagnini al volo, gran botta, grande giocata, grande parata di Mattia Verona. Riparte allora Posito, poi lo scambio, la conclusione, la respinta, riparte Davide Panini che va alla conclusione larga. Marco Pagnini, sfera per Montigel che poi fa cenno ai compagni e ci sarà il cambio. Entra in pista Federico Buralli, anche lui sta giocando molto bene in questa fase di stagione, già 7 gol in campionato, uno anche in World Skate Europe, 29 anni, arriva dal Castiglione. Anche lui ha giocato a Vercelli, a Grosseto. Tanto Follonica non riesce a concludere verso la porta, mentre anche Verona ha probabilmente qualche problema con la maschera. Ha chiesto l'arbitro di poter sistemare l'attrezzatura. Rivediamo qualche azione, l'ultimo tiro di Marco Pagnini, la risposta proprio di Verona. Qui gli Ultra, le nuove leve dei Randagi mischiati ai veterani degli Ultra Eagles, e proprio quest'anno hanno raggiunto i 40 anni di onorato servizio, hanno voluto lasciare spazio appunto ai più giovani. Va Posito, poi sbaglia l'appoggio Torres, Marco Pagnini la conclusione, lì però Verona ferma tutto. Tataranni, il tiro di Torres, bel diagonale ma un pochino largo. Allora Fede Pagnini, mentre esce anche Marco Pagnini, entra in pista con il numero 15, che è il numero sostanzialmente di Francesco Banini, Bracali, Claudio Bracali, 18 anni, 3 gol anche in A2. Buralli, conclusione da lunga distanza, intercettata ma sempre Buralli.
dietro la porta, aspetta l'arrivo di qualche compagno, gli ha fatto cenno che si sarebbe spostato Fede Pagnini. Poi il tiro di Davide Banini, la palla alta, ma sono scaduti 45 secondi. Rimessa in gioco rossonera, va Posito, mette in mezzo, contrastato Torres, recupera il Follonica, va Davide Banini in velocità, diagonale largo, poi dal Santo Tataranni. Se ne sono andati 11 minuti, Davide Banini aggancia dal Santo, Crudeli anche qui voleva qualcosa in più, lo rivediamo, la maglietta si è allungata, non lo so, l'arbitro Ferrari ha detto però che non era da cartellino blu. Quarto fallo di squadra però del Follonica, nessuno commesso dal Breganze. Ora Bracali, cercare Davide Banini, le finte, scarta un avversario, poi rimane in possesso, intenta cercare ancora Bracali, un po' di spazio, tenta l'assist, però la pallina va a incrociare su Torres. Poi in aria, pericolo, la parata di Barozzi su Posito, grande intervento questo di Leo Barozzi. Posito praticamente si è presentato da solo davanti al portiere. Ora Davide Banini, Buralli, chiuso però, si riparte da centropista. Rientra Montigel, Silva sta cercando di far ruotare tutti i propri giocatori, siamo a metà del primo tempo. Lancio di Buralli intercettato, la recupera Montigel, Bracali, poi il tiro di Fede Pagnini, vola Mattia Verona. Ora il Tata, bloccato da Montigel, si lancia in area Bracali, ma Montigel rimane in possesso. Fede Pagnini, Buralli, il lancio di Montigel era ancora per Buralli, ma il tocco è stato Dal Santo. Poi intercetta Fede Pagnini, allora Follonica, ma Fede Pagnini non trova più la pallina. La recupera Posito, Torres, mentre Silva ha chiamato un time out. Ancora Posito, tenta il filtrante, bloccato, era ancora per Torres. Buralli per Montigel, un po' di spazio, ancora Buralli, la palla deviata. Da un paio di minuti ha chiamato il time out Silva, ma la partita non si ferma. Ci prova Tataranni, palla però non inquadra lo specchio della porta. Arriva il fischio e allora arriva anche il time out quando mancano 11 minuti alla fine della prima frazione. Il Follonica, come detto, avanti 1-0, il gol di Davide Banini, che magari possiamo rivedere, una delle azioni più importanti della partita. C'è stato l'errore in attacco, Tataranni ha mandato in mezzo, ha intercettato Fede Pagnini, pallina per Davide Banini e sfera in fondo al sacco. Come detto, anche il Breganze ha una storia importante, fondata nel 1961 come polisportiva CSI sotto il patrocinio di Don Pedro Carpenedo e il famoso abbinamento con le industrie Laverda. I primi trionfi, 2 Coppa Italia, anche 2 scudetti nel 76 e 79, poi le Coppe Italia sono diventate 4, 68, 75 e più recentemente
2014, 2015, 2018, 2019. In bacheca anche una Supercoppa italiana sempre nel 2015. Follonica da parte sua viaggia con 19 titoli, tra cui 4 scudetti, 9 Coppa Italia, 3 Supercoppe, una Coppa di Lega, una Coppa Certs, una Eurolega, la Champions League appunto, e una Coppa Intercontinentale. Recupera la pallina Braccali, Montigelli, ancora Nando Montigelli, argentino, che i rumors danno in procinto di firmare per 2 anni il rinnovo di contratto. Intanto ancora Montigelli in area, tocca Verona. Sono a buon punto anche i rinnovi di tanti altri giocatori, a partire da Leo Barozzi, e poi 2 Banini, 2 Pagnini. Poi staremo a vedere. Sui social circolano altri nomi, uno fra tutti Eric Turner, operazione quantomeno affascinante, anche se un po' complicata, però con quello che sta succedendo a Forte dei Marmi ci potrebbe anche stare. Questa è la notizia appunto degli ultimi giorni, che il patron Attilio Bindi, quello dei gelati Bindi per intenderci, ha detto che a fine stagione agonistica, quindi a giugno, abbandonerà la società. Ha messo in cantiere appunto il disimpegno, ed è chiaro che molti anche dei giocatori si stanno girando intorno. Pochi giorni prima era arrivata la notizia dell'addio alle piste di Pedro Gil, quindi insomma in poche ore a Forte dei Marmi un terremoto hockeyistico. Poi però staremo a vedere, i presidenti passano, le squadre rimangano. Certo, perdere uno sponsor, o perlomeno un patron che stava risanando i conti della società, non è cosa da poco, però questo è quanto, ed è un comunicato ufficiale diramato proprio dall'ufficio stampa del signor Bindi. Speriamo ci possa ripensare, perché avere personaggi di questo calibro nel nostro sport non fa altro che bene. Staremo a vedere. Tanto Marco Pagnini recupera, 9 minuti a chiudere la prima frazione. Montigelli, poi Marco ancora per Montigelli, recupera, cercare Buralli, mentre anche Crudeli ha chiamato il suo time out. Va Marco Pagnini, il tiro, gran botta ma larga, la può ripartire la formazione veneta. Il lancio in mezzo a cercare Posito da parte di Torres, Barozzi allontana, recupera intanto il Follonica, lo fa con Braccali, ci ha messo il fisico, poi pallina che arriva a Pagnini. Ancora Buralli, cerca di saltare Posito, stato in pista anche il numero 5 Pietro Agostini, 21 anni, lui prodotto della cantera rossonera. Ancora Marco per l'inserimento di Braccali, sopra la pallina a Follonica, poi i secondi però per chiudere l'azione d'attacco. Montigelli fa carambolare la sfera su Verona e quindi altri 45 secondi in attacco. Ora Buralli, va Montigelli, un po' di spazio, lo prende però Agostini che gli soffia la sfera, poi lancia in avanti un po' lungo per Posito.
mentre esce Claudio Bracali. Ottimi questi minuti in pista. Rientra Davide Banini. Ora Marco Pagnini, Buralli. L'urlaccio di Silva che voleva appunto posizionamento di giocatori. Intanto Buralli al tiro, para Verona dal Santo, è già dalla parte opposta, va alla conclusione ma la stecca di Davide Banini. Poi si lotta la balaustra. Banini è perfetto perché si ferma in un fazzoletto, controlla la pallina e fa ripartire l'azione. Ora ancora Buralli, gran botta, non inquadra la porta e si dispera. Montigella, mentre bisogna fare un plauso anche ai tifosi arrivati da Breganze. Poi chiederò un momento di pausa ad Andrea Burgio di inquadrarli. Si sono sciroppati un po' di chilometri per dare comunque sostegno alla propria squadra, quindi un applauso è tutto meritato. Si lotta ancora, recupera Dal Santo, va Stefano Dal Santo, tenta di servire qualche compagno, lo fa con Posito e va anche al tiro, ma lì c'è Barozzi. Marco Pagnini, andate a cercare Buralli. Montigel, spinto un po' da Posito, Montigel in area, para tutto Verona. Ha dato un'occhiataccia anche al direttore di gara Nando Montigel. Ora Marco Pagnini, siamo entrati negli ultimi 5 minuti. Sempre Follonica a manovrare. Banini, un po' di spazio ma poi Dal Santo va a chiudere. C'è stato però un fischio e poi arriva il time out. Credo che la pallina poi sarà del Follonia perché probabilmente il tocco del portiere era fuori area. Abbiamo inquadrato i tifosi arrivati appunto dal Veneto, eccoli qui con il loro striscione. Da casa mi stanno vedendo e quindi sono qui al Capannino a sostenere il Breganze. Questa invece la curva degli ultra del Follonica. Sta esaurendo il time out. Qui una delle azioni di questo primo tempo, conclusione di Federico Buralli, ma Mattia Verona attento a respingere. Cercavo di ascoltare un po' quello che diceva Sergio Silva perché aveva la voce un po' in alta, certamente ha chiesto ai suoi più determinazione davanti alla porta. Partita ancora lunghissima al Capannino, ricordo 24esima giornata, l'anticipo di campionato. Poi il Follonica in sostanza tornerà a giocare a metà aprile dopo Pasqua, perché il prossimo turno sarebbe stata la trasferta a Vercelli. Tanto Buralli, gran botta ma anche in questo caso larga. Allora possesso che torna al Breganze. Messa in gioco ancora per i rossoneri, ma Verona è andata a sistemarsi nuovamente la visiera.
riparte con Dal Santo, poi recupera Montigel, Fede Pagnini, ora Marco Pagnini, siamo entrati negli ultimi 4 minuti. Davide Banini, cercare ancora Montigel, poi arriva un fischio, probabilmente la trattenuta di Verona, e quindi ci sarà ingaggio. Marco Pagnini, Davide Banini, il lancio a cercare proprio il compagno, ma la difesa blocca. Tataranni, si allarga Tataranni, seguito da Banini, tenta a cercare allora Dal Santo, ancora il Tata, prova Posito anche al tiro ma intercettato. Rupa la pallina Agostini, stanno per scadere i secondi in attacco, blocca tutto Pagnini, ora Davide Banini che aspetta l'arrivo di qualche compagno, mette in mezzo per Fede Pagnini ma lì lo prende Posito. Allora Agostini, il tiro, Barozzi sul primo palo. Poi arriva un fischio. Il fallo è stato assegnato al Follonica, quinto fallo di squadra. Allora Breganze, c'è ancora una possibilità in questo finale, va Dal Santo, bloccato da Federico Pagnini, la spara fuori Agostini che si era ritrovato una pallina quasi perfetta dal vertice sinistro, non ha inquadrato lo specchio. Occasionissima per il Breganze. Ora Montigel, cercare Marco Pagnini, buttato giù da Posito. Questo è il primo fallo di squadra del Breganze, subito le scuse fra i due. Marco Pagnini, Davide Banini, 90 secondi a chiudere la prima frazione, ancora Davide Banini, conclusione parata, forse larga ma insomma recupera il Breganze. Tataranni lo intercetta e gli soffia la sfera Montigel, poi Tataranni aggancia all'argentino, secondo fallo di squadra per il Breganze. Va il tiro, gol! E chi se no? Davide Banini, la botta dai 10 metri, non lascia scampo a Verona. Follonica sale sul 2-0 e Davide Banini ha 31 gol, praticamente in media come lo scorso anno, che alla fine del campionato ne aveva fatti 32. Da Banini, una sentenza, davvero un grandissimo gol abbiamo rivisto di Davide Banini. Eccolo qui, non ci ha pensato su, controllato, 2 passettini, botta terrificante, Mattia Verona allarga sconsolato le braccia. E quindi Davide Banini 2, Breganze 0.
Tanto Verona sta parlottando con Crudeli in questo time out. Ha detto mi sono passati anche davanti, cercavo di capire sostanzialmente quello che stava spiegando al suo allenatore, che l'ho avuto anche a Scandiano nonché a Vercelli. Sta per esaurirsi dunque il minuto di sospensione. La doppietta di Davide Banini sta facendo la differenza in questo anticipo di campionato. Poi il Follonia, come detto, volerà in Portogallo per poi andare a Murces e giocarsi il passaggio alla Final Four. Si riparte dal 3-3 qui del Capannino. Sarà dunque una partita tosta, soprattutto per riscattare quei 3 gol beccati in 2 minuti dal 3-0. Ancora Davide Banini, 40 secondi a chiudere, sempre Follonica. Ancora Marco, intercettato per un attimo da Torres, poi il tocco di Verona con la stecca praticamente fuori area, e quindi Follonica non solo mantiene la pallina ma potrà amministrarla fino alla fine del primo tempo. Ancora Davide Banini, poi la respinta, può andare allora il Breganze, cercare Tataranni che recupera, ma hai pochi secondi a chiudere, avrà frazione, va Davide Banini, il tocco Marco Bagnini, intercettato anche lui. E allora finisce qui il primo tempo, condotto, comandato dal Follonica, un paio di parate anche di Barozzi, ma insomma il gol, la doppietta di Davide Banini dopo 3 minuti e 22. E poi in questo finale con la botta da fuori area, non so se facciamo in tempo a rivederlo, chiedo a Leonida Romualdi, così prima di fermarci un attimo. Questo è l'1-0, Tataranni che sbaglia l'appoggio, Fede Pagnini che lancia Davide Banini e davanti al portiere non sbaglia. E poi ancora Davide Banini, questa volta fa in proprio dalla distanza, gran botta sotto la traversa. Follonica 2, Breganze 0. Con questo allora è davvero tutto, a risentirci per la ripresa.
Squadre di nuovo in pista al Capannino, sta per iniziare la ripresa. Di solito faccio la domanda all'amico Maurizio Ceccarelli cosa avranno detto i due allenatori di spogliatoi. Me la faccio e me la suono e me la canto. Credo che Crudeli voglia più intraprendenza da parte dei suoi. Silva invece chiede certamente di stare più attenti. Crudeli vorrà che il suo Breganze tiri più in porta. Ha fatto poco nel primo tempo. Tanto Davide Manini doppietta nei primi 25 minuti. I due gol che stanno decidendo questa sfida della 24esima giornata, l'anticipo di campionato. Ricordo edizione 101 del roller hockey italico. Poi il tiro di Marco Pagnini, la parata di Verona, poi ancora in aria, incredibile la conclusione alta, mi è sembrato da parte di Davide Banini. Se n'è andato il primo minuto, fin qui una gara tutto sommato tranquilla. Recupera Marco Pagnini, andate a cercare il cugino Federico, ancora Marco, Davide Banini, Montigel, Montigel per Marco, la sfera rimane leggermente alle spalle del numero 9, la recupera allora Posito, Facundo Posito Esteban, argentino di 27 anni. In Italia ha già giocato a Breganze, poi a Montecchio. Marco Pagnini, cercare Fede Pagnini, scambio fra i due. Poi il lancio che trova Davide Banini. Ora Montigel, un po' di spazio, tenta il servizio per Federico Pagnini, un po' lungo. Ora Davide Banini, sbaglia però l'appoggio, vuole servire Montigel, recupera Posito, Tataranni, Posito, Torres. Dal Santo che va al tiro da lunga distanza, ci ha messo la stecca Marco Pagnini, ma l'arbitri, ricordo i due fischietti viareggini, Massimiliano Carmazzi e Franco Ferrari, hanno detto che era palla sostanzialmente alta. Al tavolo c'è Daniele Moretti di Follonica. Tanto recupera Tataranni, il tiro da parte di Posito, lì c'è però Barozzi, ancora Marco Pagnini, limite dell'area, gran botta, Verona va sulla sua destra, poi prova dal Santo, Tataranni, Posito, eccolo Tataranni, bloccato, può recuperare Montigel, Davide Banini, il tiro, gol! Davide Banini, tripletta nel numero 5, pallina che ha tolto la ragnatela alla sinistra di Verona, davvero un gran gol. Follonica 3, Breganze 0. Lo rivediamo, l'intervento di Montigel, Davide Banini che parte e che la infila sotto la traversa e che porta sul 3-0 la formazione maremmana. Gara fino a questo momento in discesa, ma come detto nell'Oche mai dire mai. Davide Banini sale a 32 gol in campionato, il bomber della squadra.
Tanto Monticello ha fatto toccare la pallina al portiere, quindi altri 45 secondi in zona d'attacco per la formazione in maglia azzurra. Ora Fede Banini, tocco di Verona, anche in questo caso fuori dall'area di rigore, quindi rimessa in gioco per il consorzio Cave Maremmani. Monticello, Marco Pagnini. Tanto nell'intervallo sono arrivate altre notizie di Ochi Mercato, soprattutto di un'indiscrezione che annuncia come il Montebello ha detto a tutta la squadra che possono sentirsi liberi a fine stagione, quindi certamente anche in Veneto un ridimensionamento, ma anche qui insomma staremo a vedere. Recupera Fede Pagnini, Monticello, Marco Pagnini. Se ne sono andati i primi 5 minuti e mezzo della ripresa. 3-0 firmato Davide Banini, tripletta per lui. Ancora Dadda, inseguito da Torres, ma anche al tiro Davide Banini improvviso si gira in un fazzoletto, ma la pallina esce. Allora recupera il Breganze, Torres dal Santo, Posito, Follonica però chiude bene le traiettorie di passaggio, poi scivola dal Santo. L'arbitro Ferrari ha fischiato, probabilmente ci sarà da asciugare la pista. Tra qualche secondo mattonelle del Capanino asciugate, si può riprendere. Fede per Marco Pagnini, Buralli, Monticello che ha chiesto al compagno di andare in una sorta di sovrapposizione. Ancora Buralli bloccato, recupera Posito, le finte, va Posito, in qualche modo Barozzi allontana. Allora Marco Pagnini è già partito, prova alza e schiaccia, Verona blocca tutto. Ci sono gli applausi convinti del Capannino. Torres, poi para Barozzi, recupera Fede Pagnini, poi ancora in area un pericolo, Tataranni, Monticello lo aggancia, commette fallo. Sesto fallo di squadra per la formazione maremmana, solo 2 quelli commessi dal Breganze, non ci sono stati né rigori né punizioni di prima. Poi Tataranni, seguito sempre da Monticello, che un po' di muscoli e astuzia gli soffia la pallina. Buralli mette in mezzo la deviazione proprio di Tataranni, per poco non inganna il suo portiere.
poi il lancio in avanti bloccato da Montigella, un po' di spazio, arriva a rimorchio Marco Pagnini, poi lancio per Fede Pagnini. Buralli, ancora Marco Pagnini per linee centrali, va al tiro, ci ha messo la stecca Torres, ora Posito, Tataranni a servizio per Dal Santo, ma lì c'era Montigello, ora Marco Pagnini, serve Fede Pagnini ma intercettato per un attimo, ora Marco, trascorrono i secondi, Silva si arrabbia, voleva un movimento da parte di un suo giocatore, sta preparando il rientro in pista di Bracali, ancora Montigella, blocca tutto Dal Santo, Torres, Tataranni ma intercetta Marco Pagnini, palla per Montigella in area, gol di Federico Buralli, 4-0 Follonica, anche qui azione preparata magistralmente, Buralli si ritrova tutto solo sul secondo palo e mette dentro il 4-0. Lo rivediamo, Marco Pagnini, passaggio per Montigel, spalle alla porta sostanzialmente per Buralli, pallina a quel punto facile da insaccare per il Bura, 4-0 per lui, gol numero 8 in campionato, e poi il time out chiamato da Sergio Silva. Qui gli ultra del Follonica. Entra in pista, come detto, con il numero 15 Claudio Bracali. In panchina ci sono altri due giovanissimi nel Follonica, Mattia Polverini, anche lui figlio del tecnico Franco, poi anche Francesco Margheriti, tutti ragazzi che possono giocare nell'Under 19, anche nell'Under 17, e soprattutto colonne della squadra in Serie A2. Dal Santo va al tiro, la palla respinta dalla recinzione, poi Barozzi fa buona guardia. Fede Pagnini, fin qui il Follonica si sta un po' vendicando della sconfitta patita all'andata, una delle 4 gare perse da parte dei Maremmani. Fin qui 15 vittorie, 5 pareggi, adesso i gol fatti sono 109, 72 quelli subiti. Braganza invece può vantare 5 vittorie, un pareggio e 17 sconfitte. 72 gol fatti, 115 quelli subiti. Tanto in area Barozzi, strepitoso anche su Agostini. Fallo lo ha commesso però il giocatore del Follonica. Allora formazione veneta che può rimanere in zona d'attacco. Dal Santo al tiro, respinto però da Pagnini, ora a cercare Posito, Stefano Dal Santo, palla per Agostini, chiuso nell'angolo, arriva anche Bracali a dare una mano a Buralli, alla fine fischio premia la difesa, può ripartire Marco Pagnini, se ne sono andati 11 minuti.
2 gol per tempo, doppietta nella prima frazione di Davide Banini, poi in apertura di secondo tempo ancora Davide Banini per il terzo gol personale e poi la rete di Federico Buralli. Difesa intercetta, va Marco Pagnini per Fede Pagnini, ma la difesa del Breganze è rientrata. Allora Buralli, Bracali, tanti minuti di qualità per Claudio Bracali. Ora dal Santo, Breganze alla caccia di un gol che ridarebbe fiato alle speranze di rimonta, anche se il Follonia sembra davvero in palla in questa fase. Ora Marco Pagnini, il tiro, la palla deviata, arriva Bracali e recupera. In tribuna i tifosi del Breganze comunque ballano. C'è un fischio ed è rigore, probabilmente il fallo da parte di Posito e dal dischetto il Follonica potrà dunque allungare. Lo rivediamo, sì, la trattenuta da parte di Posito a Fede Pagnini. (12:22 sul cronometro). Fede Pagnini al tiro dai 5,40 m. Sistema con cura la pallina il capitano degli azzurri. Va Federico Pagnini, la conclusione, gol all'incrocio dei pali. Follonica 5, Breganze 0. E praticamente a metà della ripresa, risultato che sembra in cassaforte. Rivediamo, attende e poi la spara sotto la traversa. Federico Pagnini, terzo gol in campionato. Tanto la deviazione proprio di Pagnini che poi recupera. Bracali spinto un po' da Posito, arriva anche Tataranni. Posito in area, la parata di Barozzi, no, non ce la fa, la rete di Facundo Posito, la pallina si è come arrampicata su Barozzi e Posito l'ha messa nel sacco. Lo rivediamo, il tiro, la parata di Barozzi però non l'ha più trovata. 5-1 per Facundo Posito Esteban, gol numero 21 in stagione. Ancora Tataranni, indietro per Agostini, cercare Posito, il lancio però intercettato da Buralli. Bracali, Davide Banini, Fede Pagnini, la pallina, se ho ben visto, ha sbattuto sulla traversa, sul palo interno e poi è uscita. E rimane allora sul 5-1. Recupera ancora Bracali, bloccato da Posito, dal Santo. Crudeli continua ad allenare, incitando i suoi. Davide Banini. In area blocca tutto Verona, allora dal Santo, palla per Agostini che mette in mezzo.
carambola premia il Follonica, va Davide Banini, Buralli, Davide Banini, paratissima di Verona. Adesso la gara vive di lampi, ma le squadre si stanno un po' allungando. Davide Banini, Fede Pagnini, ora il capitano indietro a cercare Bracali. Buralli ha un po' di spazio, non riesce a servire nel migliore dei modi Banini, recupera allora Agostini. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti, va il tiro Agostini, in qualche modo Barozzi, poi in area Posito, gol! Il gol di Max Tataranni. Follonica 5, Breganze 2. Si è ritrovato tutto solo sul secondo palo. Lo rivediamo, l'assist perfetto e il gol del Tata. Recupera intanto Fede Pagnini per Max Tataranni, gol numero 17 in stagione. Va Davide Banini, blocca tutto Verona. Ci stiamo avvicinando in sostanza al risultato finale dell'andata, ma a parti invertite. Posito dal Santo, Tataranni, il tiro dalla lunga distanza, la palla deviata, recupera Davide Banini, Montigel, ancora Banini, sempre Follonica a manovrare. Lancio nella zona di Fede Pagnini, la recupera però dal Santo, è andato a commettere fallo il Follonica. Poi il tiro da lunga distanza, la palla intercettata, è stato in pista con il numero 49 Francesco Margheriti, un altro giovane della cantera della formazione azzurra. Rimessa in gioco è per il Breganze. Recupera Torres, poi il tiro da lunga distanza, la pallina carambola davanti alla porta, in qualche modo Barozzi allontana. Si rimane sempre in zona d'attacco. Poi il tocco, la rimessa in gioco è per il Breganze che va al tiro, lo fa con Torres, pericoloso, Margheriti avanza, poi lo scambio sempre di prima, Davide Banini, Margheriti, minuti importanti per lui. Montigel, ancora Margheriti, ora Montigel che tenta di saltare l'avversario, ferma tutto Torres, indietro per Dal Santo, ancora un lancio nel mezzo, intercettato da Montigel, va Davide Banini, vicino a lui proprio Margheriti, che poi serve ancora Banini,
un po' di spazio, il tiro, para tutto Verona. 6 minuti e mezzo alla fine, ci prova il Breganze a dare ancora più sostanza a questa partita. Posito è fermato da Montigelli, Davide Panini che serve sulla corsa, Fede Pagnini in area che poi finisce giù. Torres, Posito al tiro, la palla si impenna, la recupera per un attimo Margheriti, poi Barozzi ferma ancora tutto e Montigelli mette tutti d'accordo. Fede Pagnini nell'angolo a cercare Montigelli, è entrato in pista nuovamente Marco Pagnini al posto comunque di Margheriti, di Francesco Margheriti. Mentre si sta preparando ad entrare anche Mattia Polverini, mentre Roberto Crudeli ha chiamato un time out. La respinta di Barozzi, parte Fede Pagnini, sbaglia l'appoggio, allora Tatarani davanti a Barozzi che lo blocca. Poi ancora Barozzi, intercetta l'allungo dal Santo, tenta di mettere in mezzo, prova a girarla Torres. Montigelli per Davide Panini in area, la conclusione, Verona in qualche modo si salva la sua sinistra. Torres bloccato per un attimo dal Santo, tiro da lunga distanza, lì Barozzi la smanaccia, ancora Davide Panini, Marco Pagnini che prende velocità, limite dell'area, palla per Buralli, non riesce a concludere. Ora Davide Panini, salta netto Torres, limite dell'area, Montigelli, Buralli, 4 minuti alla fine, Breganze che insiste, dal Santo, Posito, Torres però allontana. Ancora Posito, poi il tiro al volo da parte del Tata, palla non tanto larga, ci prova anche Torres, sempre Breganze, poi Buralli recupera Panini, Montigelli resiste in area, Montigelli in area, para e poi gol di Nando Montigelli sulla respinta corta. L'argentino non perdona, infila il suo 15° gol stagionale. Follonica 6, Breganze 2. Lo rivediamo, tiro parato da Verona sulla corta respinta, Montigelli non fa sconti. 6-2, lo stesso identico risultato della partita d'andata ma in favore della formazione azzurra. In Veneto vinsero i rossoneri. Sergio Silva manda in pista per questo finale anche Mattia Polverini, altro talento del Follonica. Sta parlottando con Montigelli, sta spiegando cosa deve fare. Sta rimettendo a posto l'attrezzatura proprio Verona.
Tutto pronto, si può riprendere la partita. Follonica sembra aver messo a punto in ghiaccio il risultato. Ci prova però Agostini, va al tiro, la palla deviata. Poi la sfera però era alta, allora possesso che torna a rossoneri, mentre Sergio Silva fa uscire anche Leo Barozzi e manda in pista Marco Mugnaini, anche lui 16 anni. Ci sono gli applausi sia per Leo sia per Marco, futuro certamente di questa squadra, che gestisce la porta anche con Ernesto Maggi. Tanto Montigella a cercare Polverini per Buralli, lascia lì la sfera Banini, poi in qualche modo nell'angolo, schizza nella zona di Agostini ma la recupera il Follonica. Fallo commesso dal Breganze. Polverini, Banini, Buralli. Silva chiama un altro time out. Se ben vedo dalla mia postazione sta preparando Margheriti e Bracali, mentre l'uscita di Mugnaini sventa il pericolo. Poi ancora in area e ancora Mugnaini a dire di no. Tataranni, palla si impenna, arriva il time out. Vediamo che Silva ha fatto alzare praticamente tutti dalla sua panchina. Mancano 2 minuti e 19 secondi. Ci potrebbe essere in pista l'under tra qualche attimo. Inquadrata la tribuna del Capannino. Mentre Roberto Crudeli non vuole cale di tensione per questo finale, sta chiedendo ai suoi di giocarsela fino alla fine. E come detto, Follonica manda in pista praticamente la sua squadra giovanile insieme a Marco Pagnini. Ci sono in questo momento il portiere Marco Mugnaini, Claudio Bracali, Francesco Margheriti e col numero 77 Mattia Polverini, tutti giocatori nati e cresciuti a Follonica. Va Marco, servizio non arriva però a Bracali, recupera dal Santo, Torres fermato per un attimo, Tataranni ancora in mezzo sull'esterno della rete. Tiro di Agostini, sarà dunque ingaggio. Si lotta ancora, recupera Polverini, salta l'avversario, va Mattia Polverini, entra in area, prova anche il tiro sull'esterno della rete. Ancora Torres, Tataranni, dal Santo, mette in mezzo, gol! La palla però è alta, il tocco da parte di Torres giudicato irregolare. Si rimane dunque sul 6-2. 93 secondi alla fine della partita. Follonica con altri 3 punti blinda sostanzialmente il terzo posto, sale a quota 53. Tanto Polverini e Bracali, ora Marco Pagnini in area, Marco Pagnini, gol! 7-2, nulla da fare per Verona in questo caso.
lo rivediamo. Bracali per Marco Pagnini, la finta, poi il tocco morbido. 7-2. Tanto Mugnaini va alla respinta. Tataranni lotta. Sempre Breganze che prova a chiudere in attacco. Agostini, Mugnaini va alla parata. Polverini, Bracali. In area si era avventato Margheriti. Andiamo a cercare Marco Pagnini. Lui deve fare da regista ai suoi giovani compagni. A Marco Pagnini ancora giovanissimo, 35 primavere. Recupera Dal Santo, ormai 20 secondi alla fine del match. In area per Tataranni, bloccato. Ancora Dal Santo. Prova Torres, para Mugnaini, poi va giù Tataranni. E credo sia rigore. La spinta in area. Sarà l'ultimo tiro della partita. Tataranni dai 5,40 metri va a sfidare il giovanissimo Marco Mugnaini. Conclusione, para Mugnaini, esplode il capannino come se avesse fatto un altro gol. Finisce allora la partita, lo rivediamo. Un po' parata, un po' traversa. Follonica batte il Breganze 7-2 in una serata complicata. Ricordo la lunga squalifica arrivata in giornata per Francesco Panini, un anno di sospensione per i fatti di Monza. Poi le assenze di Bonarelli e Mattia Maldini, ma in pista Follonica non ha fatto sconti al Breganze, lo ha battuto 7-2. Il gol, tripletta di Davide Banini, rete di Buralli, rete di Fede Pagnini sul rigore, poi accorciato sul 5-1 Posito, poi dopo 3 minuti anche Tataranni per il 5-2, poi sono arrivati i gol di Montigel, Marco Pagnini e l'ultima prodezza di Marco Mugnaini, e ha fermato il rigore di Tataranni. Stiamo rivedendo qualche gol. Questo è il rigore di Federico Pagnini. Poi la rete di Posito con la pallina che si arrampica su Barozzi. Poi il Tataranni. Qui Montigel e sul tapin fa secco ancora Verona, ma insomma alla fine 7-2. Questo è l'ultimo tiro di Tata e la parata di Mugnaini. Con questo allora è davvero tutto. Grazie per le riprese ad Andrea Burgio, grazie per la regia a Leonida Romualdi, da Enrico Giovannelli un saluto e ringraziamento. Alle prossime sfide con l'hockey su pista.